Friuli Venezia Giulia and Sport e Salute signed a new protocol to boost sport for health, promoting physical activity in every age group, especially among workers, to foster wellness and prevention. Questo accordo con Sport e Salute, la nostra idea su più ambiti, dalla parte infrastrutturale alla promozione dello sport, allo sport all'interno delle scuole, per cercare di raggiungere un obiettivo, cioè quello di guardare lo sport prima di tutto come prevenzione, come un miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. Sport e Salute è un protagonista, abbiamo già ovviamente fatto un accordo come conferenza delle regioni, oggi firmiamo il protocollo tra Sport e Salute e Regione Friuli Venezia Giulia. Siamo molto lieti di aver sottoscritto oggi col Presidente Federica questo protocollo d'intesa fra la Regione Friuli Venezia Giulia e Sport e Salute. Rientra nell'ambito di quelle attività che come società di servizi nel mondo dello sport già stiamo facendo con altre 9 regioni, il Friuli Venezia Giulia è la 10ª, stiamo sottoscrivendo altri protocolli d'intesa. Per noi è basilare questa collaborazione perché gli enti locali nelle varie articolazioni, comuni e regioni hanno il primo approccio con le esigenze dei cittadini, quindi questo sarà un accordo quadro per la promozione dell'attività fisica a partire nelle scuole per gli over 65, sull'impiantistica sportiva, sulla gestione degli eventi, sulla formazione di coloro che operano nell'ambito dello sport, solo per fare alcuni esempi di attività. Quindi ribadisco, siamo particolarmente lieti di essere qui oggi e di aver sottoscritto questo protocollo.